terribile schianto nel pomeriggio lungo l'autostrada 4 tra Cessalto e San Donà, direzione Trieste. Ci sono 6 vittime, una quindicenne in fin di vita, autostrada chiusa. Ad Albignasio nel pomeriggio i funerali di Mattia Caruso, il 31enne ucciso con una coltellata dalla fidanzata da Abano Terme, cuori e palloncini per il giovane, la mamma, il parroco. Mattia è morto ma ho compassione per i genitori di Valentina. Ha scatenato il panico a Vicenza nella notte tra lunedì e martedì con l'esplosione. Quelli che erano sempre botti di Capodanno erano ordigni, individuato dalla polizia. C'è anche un 24enne padovano tra i 4 arrestati dai carabinieri di Bergamo per tentato omicidio del trapper lombardo Simba Larul lo scorso 16 giugno. Spray urticante spruzzato in classe, panico all'istituto Turazza di Treviso, 3 studentesse in ospedale, il responsabile è una 17enne, è stato un equivoco, si difende il ragazzo in lacrime. Relegata in un angolo del teatro per poter vedere il concerto nonostante avesse pagato il biglietto pieno, la denuncia di una disabile veneziana, è successo a Padova. Lutto a Venezia per la morte di Sergio Ciacci, tagliapietra considerato da molti più grande vogatore alla Veneta dell'era moderna, aveva 87 anni ed era nato a Burano. TG Veneto, buonasera, ben ritrovati. Apriamo con una notizia dell'ultimo minuto. C'è stato un terribile incidente stradale, siamo ancora purtroppo nel tratto maledetto tra Cessalto e San Donà. In direzione Trieste un furgone ha violentemente tamponato un tir, finendo letteralmente schiacciato appunto sotto l'auto articolato dei 7 occupanti che si trovavano all'interno del furgoncino. Pare ne siano morti almeno 6, una ragazzina di 15 anni sarebbe stata estratta dalle lamiere dai vigili del fuoco e sarebbe stata portata in gravissime condizioni all'ospedale. Per noi sul posto ci sono Daniela Sizia e Nicola Marcato. A breve saremo in grado di collegarci con loro per avere delle notizie, degli aggiornamenti e capire chi ospitasse quel furgoncino, se si tratta di una famiglia oppure di una comitiva, pare, di disabili che stava tornando da una manifestazione, ma lo capiremo tra poco con il collegamento. Intanto vi parliamo di un altro incidente stradale, questa volta nel Padovano, siamo a Ponte San Nicolò e di 11 feriti, fortunatamente non gravi il bilancio dell'incidente tra un mezzo di Bus Italia e un'auto, avvenuto alle 14:45 appunto a Ponte San Nicolò. I vigili del fuoco sono intervenuti in via Marconi con 2 squadre, tra cui l'autogru, hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto dall'auto 2 persone rimaste incastrate che sono state soccorse dai sanitari. Sono stati curati in tutto 9 passeggeri che erano a bordo dell'autobus. Tutti i feriti sono stati portati in pronto soccorso. Sul posto carabinieri, polizia locale per deviare il traffico ed eseguire i rilievi. E restiamo per il TG Veneto nel Padovano, familiari, amici, tantissimi giovani con la maglietta bianca e la foto di Mattia, una folla commossa. Oggi ha dato l'ultimo saluto a Mattia Caruso, il giovane ucciso dalla fidanzatina. Risuona la campana della chiesa di San Giacomo all'ingresso del feretro di Mattia Caruso, il 30enne ucciso con una coltellata al cuore dalla fidanzata Valentina Boscaro. Subito, accanto alla bara di legno chiaro coperta di rose bianche, si avvicinano gli amici di Mattia. Molti indossano la maglietta "Ciao Malammo", che lo portano a spalla in chiesa, tributandogli l'onore dell'alzabara. All'ingresso si alza un cartellone che chiede giustizia per il giovane conosciutissimo alla Mandriola, titolare con la famiglia di un banco di dolciumi e prodotti siciliani. La chiesa lo accoglie, tanti in silenzio occupano i banchi, tantissimi restano sul sagrato ad attendere la fine del rito funebre. È il celebrante Don Paolo Bicciato, parroco di San Giacomo, a invitare sull'altare 2 giovanissimi. Il nipote rivolge un saluto commosso allo zio. "Mai avrei potuto immaginare che quella domenica mattina mi avresti dato l'ultimo abbraccio." Viene letto poi il ricordo della mamma. "Mattia era un vulcano in eruzione, un eterno bambino, il mio bambino." Nell'omelia Don Paolo Bicciato affida ai presenti alcuni pensieri. Ecco, la vita un dono, la vita una relazione, una comunione, la vita è un impegno e una responsabilità. E termino con 2 pensieri conclusivi.
Parlando con la madre di Mattia, lei ha detto un'espressione che qui ricordo. Mio figlio è morto, ma ho compassione per i genitori di Valentina. Sul sagrato l'attendono cuori e palloncini bianchi, tanti amici, tutti vestiti di nero e uno striscione. Il tuo sorriso rimarrà in eterno. Agguato al trapper bergamasco Simba Larù, tra gli arrestati anche un 24enne che è residente nella provincia di Padova. C'è anche un padovano arrestato dai carabinieri di Bergamo nell'operazione che ha portato in carcere i presunti autori del tentato omicidio del trapper lombardo Simba Larù, che venne accoltellato lo scorso 16 giugno a Treviolo in provincia di Bergamo. L'azione criminale, secondo quanto ricostruito dai carabinieri, sarebbe frutto di una faida tra il trapper milanese e un altro padovano, Baby Touché. 4 le persone arrestate oggi per l'agguato, tra di loro anche un 24enne residente a Conselve che insieme a un marocchino di 30 anni già detenuto in Austria sarebbe uno degli esecutori materiali dell'accoltellamento. Gli altri 2 arrestanti invece sono il mandante e una 31enne bergamasca fidanzata di Simba Larù. Sarebbe stata proprio lei ad organizzare l'agguato in cui il trapper è rimasto ferito gravemente da parte di 3 persone che volevano invece vendicare il rapimento del trapper padovano Baby Touché. La donna, che nutriva risentimento verso Simba, avrebbe contattato i 3 aggressori finiti ora in carcere. Armi e materiale esplosivo rinvenuto in una casa del Vicentino. L'uomo arrestato dalla polizia è accusato di essere il responsabile di numerose esplosioni avvenute in città nei giorni scorsi. Un vero e proprio arsenale di materiale esplodente, giudicato di assoluta pericolosità dagli stessi agenti del reparto artificieri della Polizia di Stato di Venezia che lo hanno scoperto, è stato rinvenuto durante la perquisizione in un appartamento in città. Arrestato un uomo di 46 anni, vicentino e abitante nel capoluogo, considerato il bombarolo responsabile di una serie ripetuta di esplosioni avvenuti nella notte tra lunedì e martedì scorsi in diverse zone della città e in particolare nella zona di Laghetto, lungo strada Marosticana. L'inquietante allarme sociale, avvertito e segnalato da molti cittadini, aveva fatto scattare immediatamente una complessa indagine condotta dalla squadra mobile e dalla Digos della Questura di Vicenza. L'epilogo ieri sera, quando, dopo il rinvenimento sul tetto di un centro commerciale di 7 tubolari in vetroresina, tra loro collegati con un innesco radiocomandato, le tracce hanno condotto gli agenti nella casa del bombarolo. Nitrato di potassio e di ammonio, zolfo, carbone, polvere nera, paraffina, cloroformio, nonché batterie e altri inneschi e telecomandi erano presenti nell'abitazione. Non solo, gli agenti hanno rinvenuto fucili e pistole ad aria compressa, tra cui un fucile a pompa calibro 68 e un revolver a tamburo, silenziatori e un macete. Tutto il materiale, custodito in un ambiente angusto e saturo, creava una situazione giudicata di estrema e grave pericolosità, potenzialmente micidiale per le persone e le cose nell'immediata vicinanza del contesto urbano densamente popolato. L'uomo è ora custodito nel carcere di Vicenza a disposizione del pubblico ministero della Procura. Inquietanti restano le intenzioni e i propositi del soggetto. Averlo individuato e bloccato velocemente è stato un importante risultato conseguito. Sì, quello che abbiamo trovato ieri ci ha fatto, ritenere necessario far intervenire gli artificieri specializzati, proprio perché potenzialmente la situazione che si è venuta a creare era molto pericolosa sia per i cittadini che per le forze di polizia per la polizia che stava operando. E gli artificieri sono stati molto bravi a mettere in sicurezza tutto quanto e a consentirci di fare le operazioni di perquisizione e di sequestro in assoluta sicurezza. Allora, siamo in grado di collegarci con la nostra Daniela Sizia, si trova lì nel tratto maledetto in zona A4 con Nicola Marcato per darci gli aggiornamenti sull'incidente con cui abbiamo aperto. Buonasera Daniela. Buonasera Anna, buonasera anche ai telespettatori. Le ho detto tu, il punto maledetto, ve lo faccio vedere alle mie spalle, è proprio qui che è accaduta veramente poco fa questa tragedia, una tragedia a 6 sono le vittime, non le potete vedere, sono allineate purtroppo a terra coperte da un lenzuolo dove ci sono, li vedete, gli agenti della polizia stradale e gli uomini dell'autostrada, lì purtroppo ci sono le 6 vittime, sembra siano persone che partite da Rimini
ancora ovviamente le notizie sono frammentarie. Poco fa abbiamo visto anche il furgone, l'incidente. Purtroppo, come accade sempre in questo punto, il furgone è finito contro un autoarticolato, dietro un altro autoarticolato ed è rimasto incastrato il furgone a noleggio con queste 7 persone dentro. Parliamo di 7 persone perché una è stata estratta viva in pericolo di vita, davvero in gravissime condizioni, ma portata all'ospedale all'Angelo immediatamente. Si tratta di una ragazzina di 15 anni e poco fa la polizia stradale ha raccolto da terra gli oggetti personali delle vittime, degli zainetti, zainetti proprio da giovani, uno zainetto dorato, uno rosso, una borsettina. Non si sa, ci dicono che sono persone giovani, c'erano anche degli adulti, qualcuno ha parlato addirittura di un furgone con persone disabili, ma questo è tutto da mettere al condizionale. L'unica cosa certa è che è una strage vera e propria. 6, vi ricordo le vittime, lo vedete, siamo a San Donà, poco distante c'è l'outlet, qui nella direzione Trieste è avvenuto questo gravissimo incidente. Il solito punto, ci dicono, lo chiamano veramente il punto maledetto, bisogna fare qualcosa, lo diciamo ogni volta che accadono queste tragedie, ma questa è davvero una tragedia immensa. Dove stavano andando, cosa stavano facendo, non si sa nulla. Sappiamo che il furgone incidentato dove c'erano queste 7 persone era un furgone con targa italiana, sembra a noleggio appunto, e un attimo è avvenuta la tragedia. Vi lascio le immagini perché è proprio qua che è accaduta, qua, e dove vedete quel furgone dell'autostrada, proprio lì accanto ci sono le vittime, sono allineate, stanno attendendo il nulla osta per essere portate via. Anna, questa purtroppo ci sta raggiungendo qua anche il sindaco di Cessalto e ci dice non è possibile, ancora stragi, ne parliamo, lo diciamo, urliamo tutta la nostra rabbia, eppure poi purtroppo accade questo. Come vi abbiamo detto, gravissime le condizioni dell'unica sopravvissuta che è stata trovata sotto le valigie, forse è quello che l'ha salvata, speriamo veramente che venga salvata, e ha 15 anni. Le altre, purtroppo, per le altre persone non c'è stato nulla da fare. Quando sono arrivati qua tutti i medici e gli infermieri del SUME non hanno potuto fare altro che constatare il decesso di 6 persone, tutte all'interno dello stesso furgone. Anna, davvero da qui, da San Donà, è tutto. Se non hai domande ti restituisco la linea. Grazie Daniela, so che ci saranno altri collegamenti poi con TG Venezia e TG Treviso per dare ulteriori aggiornamenti. Grazie a te e al collega Nicola Marcato sul posto. Io ricordo che il tratto di autostrada è stato chiuso, uscita obbligatoria per San Donà. Contiamo di tenervi ovviamente aggiornati su questo terribile incidente. Ora ci spostiamo nel Trevigiano. Questa mattina è stato utilizzato uno spray al peperoncino in una classe dell'istituto Turazza. Diversi ragazzi minorenni sono finiti all'ospedale. 3 studentesse finite all'ospedale per aver inalato spray al peperoncino, la scuola in subbuglio, l'intervento dei carabinieri. Momenti di paura questa mattina all'istituto professionale Turazza di Treviso tra la seconda e la terza ora di lezione. La terza B, settore acconciatura, è impegnata nel laboratorio. Un'allieva che soffre d'asma si sente poco bene, esce dall'aula e si accomoda in corridoio. Poco dopo un compagno di classe esce per andare in bagno e la ragazza gli chiede il favore di portarle lo spray per il trattamento dell'asma che si trova nella cartella. È solo che nella sacca la ragazzina aveva anche, da quello che ho capito, perché adesso stanno facendo indagini i carabinieri, aveva anche lo spray al peperoncino per autodifesa. E quindi sto ragazzo ha provato a vedere ma quali sono dei due, e ingenuamente, secondo me, ha spruzzato sto spray al peperoncino in classe, è uscito poi col ventolino a darglielo alla compagna e quando è entrato c'era la classe che tossiva. Subito è scattato il pronto intervento della scuola, gli alunni sono stati fatti uscire all'aperto ed è stato allertato il 118 per 3 studentesse che presentavano sintomi più importanti. Io sono agitatissima perché spero che gli altri stanno tutti bene,
ma le 3 ragazzine portate via, io spero veramente, sono molto molto agitata, penso che mi vediate. Sconvolta per l'accaduto, la dirigente del Turazza all'inizio pensava ad un atto di bullismo, una bravata finita male, poi la versione dello studente, un 17enne che all'arrivo dei carabinieri è scoppiato in lacrime, ha sembrato suffragare una versione diversa. Sapete come sono i ragazzi, no? Ma cos'è questo o quello? Ha spruzzato e è successo il pandemonio in laboratorio. La scuola ha un regolamento che specifica, ad esempio, i farmaci che possono essere introdotti nell'istituto, naturalmente previa segnalazione alla direzione. Altri strumenti, tipo il peperoncino, chiaro che non è un farmaco salvavita, è di autodifesa utilizzato, questo ci fa pensare anche a quello che in qualche modo questi ragazzi incontrano nel momento in cui escono da queste scuole, mi viene da pensare, cioè nel senso la paura di incontrare, di essere aggrediti, e questo è anche segno che appunto ci sono queste autodifese, però molte volte non sono strumenti che sanno usare in maniera corretta. Alla luce di quanto accaduto, il regolamento verrà aggiornato. Adesso che lo sappiamo lo metteremo magari noi facciamo sempre i colloqui di accoglienza, 250 colloqui all'anno prima che vengano qui a settembre. Sul regolamento glielo facciamo firmare e adesso metteremo anche sta roba qua, cioè che almeno i genitori ci avvisino. Nel frattempo sono in corso gli accertamenti dei carabinieri, sulla base dei quali la scuola prenderà eventuali provvedimenti nei confronti dello studente, dall'intervento rieducativo a qualcosa di più grave. Dipende sempre dall'esito, cioè da cosa viene fuori, perché se poi andiamo, cioè la cosa è più difficile. Cioè il regolamento parla anche di riorientamento. Purtroppo c'è un aggiornamento, lo riferisce Autovie Venete, i morti dell'incidente che vi abbiamo dato in apertura nel tratto maledetto Cessalto San Donà sarebbero l'autista del pulmino di una cooperativa per disabili di Riccione, 5 passeggeri disabili e volontari della cooperativa. Il mezzo è di proprietà del Lions Club che era stato prestato dunque alla cooperativa. Relegata in un angolo per poter vedere il concerto, è accaduto a Padova ad una giovane disabile veneziana. La sua denuncia. Relegata in un angolo con la visibilità ridotta dalla presenza dei cameraman. È stata raccolta da Vania Trolese, coportavoce del Veneto che vogliamo, la storia di una disabile veneziana in sedia a rotelle che ha raccontato la sua terribile esperienza durante il concerto di una band internazionale ospitato di recente in un teatro di Padova. Ben visibile nella foto il posto assegnato dall'organizzazione alla giovane che pure aveva pagato il biglietto a prezzo pieno per assistere allo spettacolo. Una storia, conclude Trolese, che ci ricorda come troppo spesso in Veneto e in Italia i luoghi dove si svolgono eventi dal vivo, anche all'aperto, non sono accessibili a tutti. Il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, è risultato positivo al Covid ad un tampone eseguito ieri. Le sue condizioni sono buone. Zaia è paucisintomatico, solo qualche linea di febbre e continua regolarmente la sua attività lavorativa. Intanto sono 6.650 i contagi da Covid in Veneto registrati nelle ultime 24 ore. Si contano altre 6 vittime. Crescono i ricoveri ospedalieri, almeno per i pazienti non gravi. Attualmente sono 756 contro i 714 di ieri. I malati Covid ricoverati nei reparti in area medica è in aumento, anche il numero dei pazienti in terapia intensiva sono 38 contro i 32 di ieri. E c'è profondo cordoglio in Laguna per la scomparsa all'età di 87 anni di Sergio Tagliapietra Ciaci, considerato uno dei più antichi e grandi evocatori del Novecento. Tutta la città è investita da una grande ondata di commozione. È considerato uno dei più grandi vogatori del Novecento. Venezia è in lutto oggi per la scomparsa del re del Remo, Sergio Tagliapietra detto Ciaci, leggenda della voga, nativo di Burano, ma che poi a Pellestrina ha trovato il suo luogo del cuore. Qui, finché ne ha avuto le forze, anche ultra ottantenne, ha insegnato la voga ai giovani. Aveva 87 anni. Venezia piange la perdita di un grande personaggio, un grande campione nello sport, ma campione anche nella vita. Ciaci, il re del Remo. Pensate che ha trionfato per ben 14 volte vittoriosamente alla regata storica, di cui 8 addirittura consecutive. Tanti i ricordi, era il 1953 quando per la prima volta si misurò con i regattanti più agguerriti. Da allora ha primeggiato anche in 13 edizioni del Palio delle Antiche Repubbliche Marinare,
con il Galeone. La sua esperienza in marina lo ha portato poi a partecipare a 2 Olimpiadi nella specialità del canottaggio, nel 1956 a Melbourne e poi nel 1964 a Tokyo. Così lo ricorda il giornalista e storico di Venezia Maurizio Crovato. Era un campione, un mito nel vero senso della parola, sempre corretto. Non si è mai lamentato con i giudici di gara ed era praticamente l'atleta perfetto. Non dimentichiamo che è andato in finale alle Olimpiadi per il canottaggio con l'Acquerini, niente po' di meno che alle Olimpiadi di Tokyo, per cui un campione a tutto tondo. Voglio ricordare il famoso anno 1953. Ciacci non era ancora 18enne, si presenta, lui pescatore seraggiante abituato a vogare nelle pesanti caroline, si presenta ad una regata per ragazzi e stravince. Non è ancora stata fissata la data dei funerali. Le nostre condoglianze da parte del Comune di Venezia e della comunità di Pellestrina vanno alla famiglia. Sergio è stato un grande campione del remo, ma soprattutto un esempio di vita. Antena 3 dedica 2 serate speciali alla memoria del Vajont, 59 anni fa, la tragedia in cui morirono oltre 2000 persone, 9 ottobre 1963. E allora trasmetteremo 2 documentari. Prima l'Eco del fango, reportage realizzato dal nostro vice direttore Ferdinando Averino con Fabio Verina, andrà in onda sabato 8 ottobre alle 21:15, mentre domenica 9, sempre alle 21:15, non perdete l'urlo del silenzio del gruppo Media Nord-Est e a seguire il documentario Il Vajont. È tutto, grazie per essere stati in nostra compagnia. Dopo di noi TG Venezia, arrivederci. Cooperativa Agricola Volpago offre carne fresca di prima qualità. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago. Benvenuti al Meteo. Un'area di bassa pressione in formazione sul Mediterraneo avanzerà lentamente verso l'Italia. Anticiclone dunque in leggero calo, ma tempo ancora buono. Vediamo il dettaglio di sabato 8 ottobre. Sul Veneto l'alta pressione concede un'altra giornata di sole, possibili nubi basse, foschie o nebbie fino alla mattina in pianura e nelle valli. Nel corso del pomeriggio poi nuvolosità in aumento e nella notte saranno possibili occasionali rovesci sulle zone nord-occidentali della nostra regione. Temperature stazionarie, minime tra 9 e 14 gradi, massime invece comprese tra i 21 e i 24 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui cielo in prevalenza sereno o al massimo poco nuvoloso. Di notte possibile qualche banco di nebbia sulla bassa pianura e in qualche fondovalle. Temperature minime sui 13-16 gradi, massime intorno ai 22-24 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige. Avremo anche qui un ampio soleggiamento, ma via via sarà più nuvoloso con il passare delle ore. Temperature minime intorno agli 8-9 gradi, massime sui 24 all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Cooperativa Agricola Volpago offre carne fresca di prima qualità. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago.